Lombardo. Allora, siamo qua con il professor Restifo, ex componente nazionale dei Verdi. Parliamo del nucleare in Sicilia. Nucleare in Sicilia, appunto, discutiamo, diciamo, se ne discute nell'opinione pubblica ormai da mesi. C'era questa minaccia di fare addirittura 2 centrali nucleari, una a Termini Imerese e una a Palma di Montechiaro. Ora il nuovo governo regionale, il famoso Lombardo Ter, appunto, ha fatto votare all'Assemblea regionale un ordine del giorno in cui si dice che la Sicilia non ha siti disponibili per centrali nucleari. Era un po', diciamo, prevedibile questo, perché appunto Lombardo deve dare conto a tutti i suoi elettori, ai partiti, ai semipartiti che lo sostengono, deve dare conto, appunto, essendo sempre alla ricerca del consenso. Sa bene che questa idea della centrale nucleare in Sicilia è un'idea che non passa, insomma. Rispetto al piano energetico che aveva sfornato alcuni mesi fa il governo Lombardo, il famoso piano energetico fatto confezionare dal famoso ricercatore americano di energie alternative, Rifkin. come possiamo commentare questa continuità di Lombardo? È in linea, no? Ma sì, io so una cosa, che proprio di recente in Puglia ci sono state le primarie per scegliere il candidato del PD alle regionali, e la Puglia, da quando ha preso, diciamo, la presidenza Nichi Vendola, è diventata la prima regione italiana sulla produzione dall'eolico. È una strada tracciata, avendo buona volontà si potrebbe seguire. In più, appunto, in Sicilia abbiamo dei punti di eccellenza della ricerca sull'energia. Con queste nuove celle. Sì, appunto, ci sono a Messina, ci sono le ricerche sulla cella a combustibile fatta al CNR di Pistonini, e poi c'è l'altro CNR di Papardo che sta lavorando sul fotovoltaico e su, diciamo, delle innovazioni molto significative. Questa è la strada da seguire, e il movimento antinucleare penso che insisterà su questo. Va bene, grazie.